Amiche e amici della pallina vulcanizzata, il più cordiale buonasera da Domenico Tomba, rigorosamente in diretta dal Palalido di Valdagno. È la giornata numero 9, la penultima della Coppa Italia di A2 hockey pista Girone B, è quello che una volta veniva chiamato il derby delle nevi. Stasera sul parquet del Palalido è Y Sport Hockey Club Valdagno Hockey Braganze. Girone B di Coppa Italia di A2 che a 2 giornate dalla fine vede in testa l'Hockey tiene con 18 punti, Tranato al Braganza 17, poi Diadema Roller Bassano con 15, seguono ormai fuori dai giochi con 10 punti Valdagno e Montecchio Precalcino, chiude Trissino a 0. Poi andremo a vedere l'aggiornamento dopo i due risultati di ieri. Y Sport che Club Valdagno con Francesco Crocco e Marco Tomba migliori marcatori con 6 reti, mentre nel Braganze 8 gol per l'argentino Facuposito e 6 per Pietro Agostini. Nel Valdagno out per infortunio Alere Fosco, R torna presto in pista e assente anche Marco Tomba per il contemporaneo impegno della 1 a Trissino. Direttore di gara il signor Matteo Fermi di Piacenza con ausiliario Alessio Zerbaro. Le riprese e lo streaming sono curate da Roberto Baucer, regia, e di Marco Zen, mi imbalbo anche, per cominciare a vivere insieme questo derby di Coppa. Squadre pronte a far rotolare la pallina. Conosciamo i protagonisti in campo, partiamo naturalmente dagli ospiti. Il numero 1 è Marco Todeschini, il portiere, il 13 è Antonio Tagliapietra, il 28 Tommaso Battaglin, l'87 l'altro Tommaso che è Volpe, il 5 è Pietro Agostini, il 14 Facuposito, il 53 il capitano Stefano Bomba dal Santo, l'88 il Costa e Cristian Costanaro, il 27 Giovanni Tagliapietra, l'altro portiere è Giuseppe Tagliapietra con il 25, l'allenatore mister Gabriele Tiella. Risponde Valdagno dall'altra parte con il numero 2 Mattia Antoniazzi, il 6 è Nicola De Palo, il 7 Alessio Busato, il 7 Mattia Cocco, l'8 Francesco Crocco, il 9 Niccolò Valortigara, l'11 è Pietro Crosara, il 12 Pietro Calgaro, il 15 è Giulio Checchetto, il 22 Simone Zordan, che è l'altro portiere. L'allenatore è Dario Rigo. Diciamo arbitrano Fermi con ausiliario Zerbaro. Tanto è cominciato l'incontro, andiamo a vedere come decidono di partire le due formazioni. Tiella con Giuseppe Tagliapietra, con il 27 è Giovanni Tagliapietra, con il 5 Agostini, con il 53 il capitano Bomba dal Santo e Facuposito. Intanto il primo tiro è proprio di Dal Santo. Tenuta rossonera standard naturalmente per Braganze, che attacca dalla destra alla sinistra dei vostri dispositivi multimediali. Valdagno in tenuta azzurra con Giulio Checchetto tra i pali. Tanto attenzione subito Tagliapietra, molto pericoloso. C'è Antoniazzi con Francesco Crocco, Niccolò Vallortigara e con il numero 6 Alessio Busato. Questa è la formazione scelta da cominciare l'incontro. Dicevamo è una partita dai due volti, perché se da una parte Valdagno ormai non ha più particolari interessi, per Braganza è assolutamente necessario vincere, anche se dopo la vittoria di ieri sera del Tiene in quel di Montecchio Precalcino per 3-2 il discorso qualificazione sembra, ma qui nell'hockey il condizionale è obbligatorio, sembra quasi chiuso, perché Tiene si è praticamente aggiudicata questa opportunità. Intanto Antoniazzi su Tagliapietra la recupera per Valdagno, fa ripartire Francesco Crocco. Diciamo è comunque una partita che ha i 3 punti in palio, e la Coppa Italia, sapete, finché non si fischia la parola fine, in particolare in uno sport come l'hockey. Una dimostrazione oggi nel classico tra Porto e Benfica, a 20 secondi alla fine era ancora tutto in gioco. Bomba, attenzione, la bomba di Posito sul primo palo, è pronto Checchetto a rispondere, il Facu naturalmente. Parliamo di due formazioni che hanno interessi e obiettivi assolutamente differenti. Per Valdagno questa A2 è un'incubatrice di campioni per cercare di far crescere il proprio vivaio. Per Braganza questa A2 è una A2 che ha naturalmente l'obiettivo di riportare la formazione rossonera nella massima divisione, e quindi è perfettamente attrezzata in tal senso. Eccolo qua, fra Dal Santo e Posito, tutta quella che è l'esperienza, con gli altri interessantissimi giovani come i Tagliapietra
un paio di europei per Giovanni, uno in 17, uno in 19, proprio lui adesso a gestire una presenza importante per la famiglia Tagliapietra. Ci sono tutti oggi, compreso il papà Diego. Tanto la risposta con il gambale di Checchetto al tiro di Posito. Diciamo sono 3 i giocatori col cognome Tagliapietra in pista, uno è in tribuna ed è Francesco, il più giovane, che è ancora in under 13. Qui ci sono Antonio, Giovanni, in porta c'è Giuseppe. Giovanni è anche in pista, proprio assieme a Giuseppe, che difende i pali. Attenzione, Busato, proprio Giovanni Tagliapietra adesso in mezzo a 2, fa ripartire i suoi, fa superiorità, va anche al tiro, attenzione sulla ribattuta, buona opportunità per Agostini, la pallina era beffardamente rientrata dalla balaustra. Tanto Vallortigara, siamo già dall'altra parte, Posito di esperienza, la recupera, fa ripartire Agostini, con la botta di Agostini la deviazione, palla che termina in curva nord. La contemporaneità del derby, del derbissimo della Vallata tra Trissino e Valdagno, dia 1 naturalmente non favorisce l'affluenza di pubblico stasera qui al Palalido. Diciamo una partita che Breganze deve assolutamente vincere per poi pensare di sperare in qualche rovescio da parte del Tiene in quel di Trissino nel prossimo turno, cosa sempre fattibile. Trissino ha fatto vedere di poter pareggiare col Montecchio. Attenzione, intanto Posito non riesce a girarsi, bomba dal Santo, giù per Tagliapietra che la mette in mezzo, buona idea per Agostini, palla che non va, ancora Tagliapietra, prova retroporta, si gira bene Giovanni e poi è Agostini che la recupera, la lotta con Francesco Crocco, sarà palla Valdagno. Chiara l'indicazione del signor Fermi, Matteo Fermi di Piacenza, al quale mi piace ricordare il compianto Papi, proprio qui al Palalido, protagonista di bellissimi incontri e sfide. Ancora intanto dentro Crosara per Vallortigara che prova ad andare via in mezzo a 2, c'è il fallo di squadra. 1-1, situazione falli, se ne sono andati i primi 5 minuti di questa partita, buoni ritmi, sicuramente l'intensità del Breganze in questo momento sta facendo pesare l'equilibrio del match lato rossonero, con i due fra Posito e Dal Santo. Attenzione intanto, pallina che stava per essere preda della ripartenza rossonera. All'andata fu un 3-3 in casa rossonera, intanto superiorità 3 contro 2, Agostini dentro per Dal Santo, ottima poi l'idea per Tagliapietra che non trova l'aggancio e allora Valdagno che può ripartire con Nicolò, e qua è bravo ad aspettare, legge bene Tagliapietra il tentativo di Antoniazzi da distanza ravvicinata. Agostini si gira bene, raddoppio su di lui, palla che torna nelle stecche della squadra di casa, palla che si impenna, la deviazione di Agostini. Ne parlavo prima con il suo Papi, quando erano under 13 vuol dire che è passato un sacco di tempo e gli si commentava proprio qui su questa pista, epiche sfide Valdagno e Breganze, tra quelli che erano i piccoli si giocava alle 9 del mattino di domenica. Questi orari sono decisamente più consoni, specialmente per chi è prossimo come me al periodo pensionistico. Crosara intanto fa vedere un bel numero, blocco e ritorno. Dall'altra parte Francesco Crocco che ha un po' la squadra sulle spalle stasera. Vallortigara, bella l'idea, si gira bene Nicolò. È pronto a sigillare il suo palo Giuseppe Tagliapietra. Anche per Tagliapietra una stagione di A2 con questo Breganze che l'ha visto crescere di partita in partita. Agostini può caricare la botta, resta lì ancora Agostini, il doppio tentativo, chiude Checchetto, chiude gli spazi Giulio.
Giulio Checchetto, portiere classe 2004. Intanto Dal Santo la recupera bene, cerca l'assist al centro a cercare Esposito, ma il più lesto di tutti è Crosara. Valortigara può provare, si lotta lì praticamente senza portiere, ci pensa Dal Santo. Attenzione lì, siamo già dall'altra parte, riesce ad andare sulla pallina Checchetto, Supposito, Antoniazzi. Siamo già dall'altra parte adesso, schemi già saltati. Mancano 8 minuti, sono passati solo 8 minuti qui. Se continuo così fino alla fine non la reggo, ve lo dico già. Francesco Crocco a cercare di rimettere un po' d'ordine. Antoniazzi, buona l'intensità anche del Valdagno. È stato un po' l'arma di questa formazione di Dario Rigo. Riuscire a dare intensità, idea al gioco. Francesco Crocco, buona l'idea del taglio sull'appoggio di Crosara. Valortigara la recupera bene, artiglia la pallina. Poi Crosara, c'è Esposito su di lui. E lì chili e centimetri, buona l'idea, attenzione al 2 contro 1 Dal Santo. Occasionissima, questa è l'occasione più nitida del Braganza creata in questo primo tempo. Andiamo a rivedere. Qui gran palla dentro, poi Dal Santo non riesce a colpire, si muove bene Checchetto. Intanto c'è time out Braganza, l'occasione per noi per andare a vedere come sono gli altri risultati della 1. Bassano Follonica e Trissino Valdagno, ancora tutto fermo sullo 0-0. Gli altri risultati del girone B di A2, Montecchio Precalcino e Trissino 3-3, quindi Trissino conquista il suo primo punto in trasferta a Montecchio e Tiene che batte 3-2 Diadema Roller Bassano e Ipoteca, tecnicamente parlando naturalmente, con tutte i distinguo e le riserve del caso, Ipoteca la qualificazione alla fase finale. Andiamo a vedere come sono i risultati anche dalle altre parti. Si è giocato già il girone C, dove Viareggio ha battuto Camaiore, Sarzana e Prato sull'1-1, si sta giocando in contemporanea. Ci sono anche i risultati a Serie A femminile. Il Valdagno è stato impegnato oggi contro le campionesse d'Italia del Matera. Matera si è imposto con un netto 8-0. Intanto dentro anche l'azzurrino Battaglin, eccolo qua, con il numero 28, Tommaso Battaglin. Dunque il cambio scelto da Gabriele Tiella. Tanto Valdagno che prova con Francesco Crocco per Mattia Cocco. Poi c'è Busato, un po' di cambi anche da parte del tanto Esposito. La riconquista su Cocco, può riportare avanti i suoi lungo la balaustra, avanti i rossoneri. Poi va giù Esposito, va via Frank. Prova a girarsi, prova anche la conclusione, riesce a girarsi, applausi per lui dalla tribuna del Palalido. Bel gesto tecnico del numero 8, che lui ha il fratellone. Intanto è un'altra ripartenza Valdagno, potenziale 2 contro 1, attenzione, bravissimo qui a chiude tutto Dal Santo. Qui l'esperienza di Capitan Dal Santo ci mette una pezza. Ancora Francesco Crocco, poi Crosara, Cocco ancora retroporta, Mattia Cocco che è solo omonimo del numero 29 del San Diego. Attenzione intanto sull'errore di Busato, pallina sotto la traversa, ma c'è palla 2 chiamata da Matteo Fermi. Questa è la più limpida in assoluto. Noi non so cosa riusciremo a vedere, intanto vediamo un po'. Qui sembrava gol, la palla ha battuto sotto la traversa, poi è uscita. Stavolta è tutto chiaro, è abbastanza regolare. Fermi era lì a 2 passi, perché all'andata ci sono state più
C'è stata più di qualche polemica su gol fatti non fatti, visti non visti. Tanto Crocco dall'altra parte, Francesco Crocco giù per Alessio Busato. Buona l'idea, ma attenzione alla ripartenza. Bomba dal Santo, lo scarico per Battaglin che parte dalla propria metà campo, incrocia con Agostini, ancora dal Santo, c'è Posito retroporta, vediamo com'è lo schema. Agostini la riceve ora, Posito, buona l'idea dentro, si chiude bene lo schema di un soffio. Agostini vicinissimo al gol, terza occasione che mettiamo a tabellino dopo 10 minuti di gioco per Breganze. Posito ancora dal Santo, l'idea di Cocco che prova ad andare da solo, deve fermarsi, c'è il raddoppio su di lui, Battaglin e Agostini a fermare tutto. Buona gestione di palla anche da parte della formazione di casa, che ha avuto un paio di opportunità per realizzare, ma l'esperienza della retroguardia breganzese. Attenzione intanto, Busato che accelera, c'è l'errore, potenziale ripartenza, Agostini, l'occasione più netta, attenzione, riesce a opporsi Checchetto senza commettere fallo, l'intervento sulla pallina. Cocco cerca il numero contro Tagliapietra, applausi anche per Mattia Cocco, ma applausi anche per Giuseppe Tagliapietra che non si fa sorprendere dall'alza schiaccia del numero 7 bianco-azzurro. Intanto ancora Valdagno a manovrare, buono il giro palla, qualche errore di troppo finora, pallina alta, la fischia Fermi, sarà di nuovo nelle stecche rossonere. Buoni ritmi, bella partita, dentro fuori Posito, dentro Tommy Volpe, anche lui azzurrino col numero 87 rossonero. Adesso Agostini che gioca da ultimo uomo, 1-2-1 con Volpe là davanti, scusate, Stefano Dal Santo, lo chiamo Bomba perché nome di battaglia o nome d'arte che dir si voglia per Stefano. Buona anche questa idea, la va a recuperare Mattia Cocco che prova ad accentrarsi, Alessio Busato c'è pronto Dal Santo su di lui, poi Battaglin la ruba, ancora Battaglin al volo, grande tiro qui di Agostini, si oppone bene Checchetto, adesso è un Breganze arrembante. Dopo 13 minuti siamo a metà di questo primo tempo, Breganze che adesso ha in mano le redini della partita, sta portando sempre più sovente azioni molto pericolose verso la porta difesa da Giulio Checchetto. Attenzione ancora Dal Santo che scarica un'altra bordata alla quale può rispondere Checchetto. Francesco Crocco dall'altra parte, tanto ripartenza, Volpe prova lui, lo ferma Cocco, Alessio Busato qui adesso bei ritmi, gran risposta ancora, palla che rimane lì, fumble. Il fallo di squadra fischiato al Valdagno, dato giù Agostini, ha cercato la pallina. Time out intanto Valdagno, dicevamo possiamo andare a vedere la classifica dei migliori marcatori di questa Coppa Italia di A2. Il migliore con 16 reti è Corrado Piozzini del Matera, poi ci sono Filippo Ballardin del Tiene e Andrea Dalla Valle del Montecchio Precalcino. Con 10 reti per il Castiglione Federico Buralli, 9 per Andrea Poli sempre del Tiene, Camaiore Pardini Matteo, Nicola Rigon del Roller Bassano sempre con 9 gol, e con 9 gol Roller Matera il mio amico Luca Santeramo, 9 reti anche per lui con 5 presenze, 1,8 la media per Luca in questa Coppa Italia di A2.
Noi abbiamo naturalmente le classifiche, poi le andiamo a vedere dei vari gironi, non sono aggiornate naturalmente a ieri. Intanto nel girone C Sarzana 2, Prato 1, quindi Sarzana che passa in vantaggio, mentre Bassano e Follonica e Trissino Valdagno, i due incontri che si disputano di A1 in contemporanea, questa A2 ancora sullo 0-0. Attenzione Agostini, va lui, doppio intervento di Checchetto. Agostini arrembante qui, maramaldeggia in area. Doppio tentativo, doppia risposta di Checchetto, che è chiamato un po' agli straordinari oggi. Intanto un Valdagno che sta gestendo pallina con Crosara. Chiamato il fallo di squadra, schiaccia un po' Battaglin su Crosara. Busato per Crosara, fischia fermi, può riprendere il gioco e sono passati 14 minuti dalla fine di questo primo tempo. Crosara, ancora lui, la recupera bene, ultimo uomo lo sta facendo per Valdagno Francesco Crocco. Il recupero di Battaglin, del Batta che può incrociare il passo e ripartire, cambia lato per Tommy Volpe, poi Agostini al centro che smista per Dal Santo chiuso al momento del tiro da Tommaso Vol, che prova da questa parte, Crocco a cercare di contrastare. Attenzione qui, fischia fermi, sembrava una ripartenza interessante per la formazione di casa. Busato, stop lì di Dal Santo, l'assist per Battaglini, il contrasto valdagnese. Adesso squadre che si affrontano in maniera assolutamente paritaria, vorrei dire, anche se, come dicevamo, la pressione e la quantità di palline portate verso la porta avversaria pende decisamente dal lato rossonero. Però una partita dove Valdagno non ha timori reverenziali, chiaramente le differenze, l'abbiamo detto prima, sono notevoli. Attenzione intanto qua, grande idea, ci mette il guantone Giulio Checchetto, sembrava fatta per Battaglin, dall'altra parte zampata di Giuseppe Tagliapietra. Possiamo andare a rivedere intanto, guardate qua, sembra fatta, si distende bene l'estremo difensore valdagnese e dice di no, sembrava fatta per il Batta. Se ne sono andati, ne rimangono 9 da giocare. 9 minuti alla fine di questo bel primo tempo, buoni i ritmi, una buona circolazione di palla, decisamente più efficace quella rossonera, se non altro per il numero di occasioni che ha saputo creare la squadra di Gabriele Tiella. Ancora Agostini, una squadra che chiaramente, l'abbiamo detto all'inizio, è attrezzata per il campionato di A2, per andare a cercare di tornare nella massima serie. Dentro il Costenaro, che con alcuni di questi avversari qui ha condiviso la Coppa delle Regioni, quella che si chiamava Trofeo Promot HP, la gara tra zone, dove la zona 2 ha saputo imporsi in finale contro chiaramente Follonica, la zona 4, chiamiamola così, e quindi si conoscono bene sia dentro e anche fuori, diciamo, del campo. Intanto Battaglin, intercetto, palla che potrà ripartire ai 10. Valdagno con Nicola De Palo, anche lui tentativo, non trova la porta. Tentativo di Nicola De Palo, l'anno scorso sponda Bassano 54, quest'anno 2 gol per lui in 7 presenze.
Torniamo in diretta a Battaglin lungo la balaustra sul lato, cerca Dal Santo che esce da retroporta, ancora Costenaro. Qui sono i chili e centimetri che ha a disposizione Tiella, li ha in campo un po' tutti in questo momento. Volpe e Costenaro, si gira bene il Coste, trova anche la porta, gli risponde col guantone Checchetto. Nicola De Palo deve andare a retroporta, c'è Dal Santo a fare buona guardia, deve tornare sui suoi passi, lo scarico per Crosara. Poi ancora Cocco, Crosara adesso che fa un po' da ultimo uomo, deve fare attenzione qui perché avete visto le ripartenze breganzesi sono fulminee. Era buona questa idea, non trova la deviazione vincente Mattia Cocco, era buona idea di Crosara. Ancora Volpe va a giocare sulla balaustra, cerca insistentemente Dal Santo, è un po' il deus ex machina della manovra di Breganze. D'altra parte l'esperienza, la fascia di capitano. Costenaro finta di tiro, poi Battaglin incrocia il passo, cambia lato, un po' giro 3 adesso, possesso Breganze, rientra Apposito intanto, di forze fresche la bomba di Dal Santo, pallina che rimane lì, ancora Dal Santo e ancora Checchetto che dice di no. Il sorriso di Stefano Dal Santo, questa pallina incredibile che era arrivata lì quasi per scherzo. Attenzione intanto Tommaso Volpe, Dal Santo, lo stop di Crosara che poi recupera bene e fa ripartire Mattia Cocco, ma si chiude, è già chiusa la difesa breganzese. Breganze che riparte con Costenaro servito da Dal Santo, buona idea dentro per Posito. Tommaso Volpe. Ancora Dal Santo, Posito dall'altra parte, un po' chiuso lì. È bella l'idea dentro per Dal Santo che poi apre lo spazio per la bomba di Costenaro. Non trova la porta. Poi Posito dalla distanza per cercare la deviazione di Dal Santo sotto porta. Sulla ripartenza rientrato Nicola Valortigara. E qui vi dicevo prima è esperienza, fisico, tante cose, ma ripeto, giocatori che hanno quel tipo lì di esperienza poi fai fatica a superarli proprio per questa capacità di usare bene le armi a disposizione. Crosara l'idea, Posito a capire tutto e a chiudere su Valortigara. È proprio lui, il Facu, che fa ripartire Breganze, l'argentino. Classe 97. C'è Tommaso Volpe dentro per Posito, pallina che finisce vicinissima al palo sinistro della porta difesa da Checchetto. Time out Valdagno ed è una buona occasione per noi per andare a vedere le classifiche degli altri gironi. Nel girone A Modena con 15 punti, poi Seregno e BDL Minimotor Correggio con 12, Centro Palmer Scandiano con 9, Pico Mirandola 0. Qui il discorso qualificazione è ancora assolutamente aperto tra Modena, Seregno e Correggio. Nel girone B dicevamo dopo le partite di ieri sera tiene a 21, Montecchio Precalcino a 11. Al secondo posto Breganze con 17, terzo è il Roller Bassano con 15. Poi ci sono Valdagno, Montecchio Precalcino 10, Ok Trissimo che ha un punto guadagnato ieri. Qui il discorso qualificazione, abbiamo detto prima, tiene la quasi messa in saccoccia, mentre nel girone C la rotellistica Camaiore 19 punti, anche qui un bel vantaggio per la rotellistica, seguita dal Viareggio con 14. Il 7 per, scusate, 14 il Pumas, ancora Viareggio,
7 per l'SPV Viareggio Hockey, 3 per Prato e 3 anche per Sarzana. Nel girone D Roller Matera con 15, Blue Factor Castiglione con 13, poi fuori dai giochi ormai Follonica con 4, Salerno con 3. Torniamo in diretta. Valdagno che manovra, la recupera e fa ripartire subito Braganze. Tommaso Volpe stoppato dalla difesa, ci ha pensato Alessio Busato. Posito con Nicola De Palo, alla meglio l'argentino che guarda i suoi, parte lungo la balaustra, poi punta Valle Ortigara che non riesce a fermarlo, tiene palla Facu Posito, trova Costenaro arrembante qui sul retroporta. 24 secondi per andare alla conclusione per Braganze. Bella idea del Coste che ce l'ha nella stecca, l'alza e schiaccia. Alessio Busato in velocità al centro, retroporta proprio per Nicola De Palo che riesce a evitare Posito, poi prova ad andare alla conclusione Nicola De Palo. Posito che fa partire Dal Santo, palla fuori, sarà rossonera la rimessa. 2:26 alle fine di questo primo tempo, 4 falli di squadra Braganze, 2 per Valdagno. Panchine estremamente tranquille da una parte e dall'altra. Ancora Posito, cercato l'alza e schiaccia, pallina che esce a sinistra, l'ha anche trovato per quello. Adesso qui Davide contro Golia, Costenaro la recupera, ci pensa il Coste, la recupera su Crosara, pallina nel 7, guarda il portiere, andiamo a rivedere. Qua c'è questa lotta alla balaustra, poi caparbiamente la recupera il Coste, la mette lì sul primo palo. Vantaggio Braganze, dunque a 2-0-1. Costenaro fa 1-0 Braganze, che per quello che abbiamo visto finora ci pare anche un risultato assolutamente corretto, se non altro per la quantità di palline create dal Braganze. Valdagno che finora si è ben opposto, però il primo vantaggio è rossonero. Tommaso Volpe, ancora Dal Santo, palla bassa lì a cercare il tapin di Posito sotto misura. Ancora Posito con Dal Santo che gioca da ultimo uomo, la recupera Nicola De Palo, Alessio Busato. De Palo prova ad andare giù lungo la balaustra, poi deve accentrarsi, scarica per Crosara. Crosara che prima ha perso il duello, se non altro in chili e centimetri con Coste. Ancora qui, ancora Costenaro, attenzione, la mette lì, grande idea per Posito che arrivava veloce. L'Ortigara per Crosara, adesso è un po' allungato Braganze, non trova il tempo giusto per colpire. La formazione di Dario Rigo deve cominciare a ricostruire. Nicolò all'Ortigara. Ultimi 30 secondi di questo bel primo tempo con Braganze avanti 1-0. Ancora Nicola De Palo, vediamo chi andrà all'ultimo tiro. Alessio Busato, prova lui. Ripartono i 45, 5 secondi. Colpisce a terra e sarà, vediamo se riesce ad andare a tirare. No, finisce qui il primo tempo, fischia fermi. Dunque si va a riposo con Braganze avanti 1-0 grazie alla rete segnata 2 minuti fa da Bum Bum Costenaro, che andiamo a rivedere. Qua recupera pallina, poi guarda Giulio Checchetto che non può coprire tutta la porta, era anche avanzato bene Giulio, se l'attaccante può anche guardarti a prendere la mira.
è abbastanza complicato. È tutto per noi per questo primo tempo, ci risentiamo tra una decina di minuti. Rimanete in diretta con il Paralido di Valdagno.
Ben ricollegati in diretta con il Palalido di Valdagno, ancora buona domenica sera da Domenico Tomba. Primo tempo tra Y Sport, Quick Red Valdagno e Hockey Braganza conclusosi sull'1-0 per la formazione rossonera per gli ospiti. Il gol di Costanaro a 2-0-1 dalla fine. Valdagno che ricomincia in possesso palla con Francesco Crocco. Andiamo a vedere intanto come ripartono le due formazioni. In porta per Braganza Giuseppe Tagliapietra, poi c'è Bomba dal Santo che si mette subito in luce. Poi è ancora Giovanni Tagliapietra, anzi scusate, questo è Antonio Tagliapietra, 2 contro 1 intanto, e dall'altra parte rapidissimo il tentativo valdagnese, partita che si è già incendiata, portate pazienza, adesso andiamo a vedere la formazione. Dicevamo per Braganza Giuseppe Tagliapietra tra i pali, Antonio Tagliapietra fuori, poi Agostini, Volpe e Capitan Dal Santo, autore subito di un tiro insidiosissimo stoppato da Giulio Checchetto. Valdagno che risponde appunto con Giulio Checchetto in porta, Crosara, Vallortigara, Crocco e De Palo con il numero 3 qui dall'altra parte. Diciamo Braganza che deve assolutamente portare a casa questi 3 punti per poi sperare in qualche miracolo da parte del Trissino, perché dopo la vittoria di ieri sera da parte del Tiene la qualificazione, si qualifica solo la prima del girone, la qualificazione sembra in ghiaccio per la squadra di Mister Rettis. Dario Rigo adesso ha qualcosa da dire a Fermi su questo fallo di squadra. Intanto ha ricominciato l'incontro, scorre il cronometro. Volpe, Dal Santo, la botta di Dal Santo dritta lì, ferma col parastinco Vallortigara. De Palo prova ad andare, si chiude bene la difesa qui, difende una difesa che diventa a rombo quando serve ed è molto impostata sull'uomo con l'uomo più avanzato rossonero in questo momento è Agostini, che fa pressione sul portatore di palla. De Palo prova ad andare, potenziale 3 contro 2, rientra in tempo la difesa valdagnese. Ancora Dal Santo per Volpe e poi Agostini. Abbiamo detto prima gli altri risultati dai campi della 1. A Trissino 2, Valdagno 0, a Bassano 1, Follonica 0. Rimbalzino e palla in rete, ma nella parte sopra. Sarà palla a 2. Dal Santo e Vallortigara a gestire pallina. Fine Valdagno, attenzione, break di Antonio Tagliapietra che carica la botta e gli risponde a gambale alto Checchetto. Sembrava fatta qui per Braganze, velocissimo Antonio Tagliapietra. Tanto dentro per Dal Santo che può caricare, stoppato al momento del tiro. Crosara, la finta proprio su Capitan Dal Santo che rimane in pressione sull'uomo. Adesso naturalmente Braganze può giocare con la tranquillità del vantaggio. Crosara che può provare ad andare, c'è il raddoppio, è costretto a retroporta giocatore valdagnese. Andiamo stasera in maglia azzurra di inserti bianchi, mentre Braganze con classica rossonera e pantaloncino nero. Qui lo va a colpire oltre la riga blu Tagliapietra. Può ricominciare Valdagno, ricomincia a scorrere il cronometro, se ne sono andati i primi 4 minuti. Il palo di Francesco Crocco, gli applausi per lui, mentre Agostini dall'altra parte punta De Palo, non si fa superare Nicola. Scarico per Volpe da parte di Agostini, però scadranno i 5. È uscito l'aggancio da parte di Tommaso, numero 87 rossonero.
Dunque sarà palla Valdagno, De Palo e Crosara sulla pallina. Agostini di forza qui, Crosara che insiste la sua azione, poi ancora Crosara tiene palla nonostante il raddoppio da parte di Posito. Antonio Tagliapietra sul punto di battuta, sarà scaduti i 5, palla Breganze. È già ripreso il gioco dal Santo, pericolosissima questa pallina che arrivava morbida e velenosa rasoterra. Ci mette il guantone Checchetto, sventa la minaccia, risultato che rimane sull'1-0 per in virtù della rete realizzata da Costenaro, Cristian Costenaro. Boom boom a 2 minuti dalla fine, pallina rubata e poi ripartita. Cercato l'alza e schiaccia, qui si oppone Tagliapietra, ci ha provato Francesco Crocco. Intanto c'è pressione di Agostini che quasi recupera palla, Valdagno che può scaricare adesso, sempre Crocco, buona l'idea dentro, prova, ma Dal Santo ci pensa lui, sbroglia e rilancia per Antonio Tagliapietra. Ancora Dal Santo, Volpe sul lato, ha cambiato completamente lato, formazione rossonera, lato d'attacco, se c'è questo appoggio. Scadono i 5 per andare al gioco, intanto fuori Nicolò Valortigara che può andare in panchina, dentro Mattia Antoniazzi. Ci ha provato Crosara anche Dal Santo, ancora Valdagno che prova a gestire pallina, ritmi che sono leggermente calati in questo secondo tempo, ragiona molto di più Braganza. Intanto Volpe che accelera, l'accelerazione di Volpe va anche al tiro, poi di nuovo Agostini, attenzione, 3 contro 1 Agostini, palla che rimane lì, poi ci prova Antonio Tagliapietra. Adesso ho appena detto che sono abbassati i ritmi, fiammata qui a 18:27 dalla fine di questo incontro. Y Sport che Valdagno 0, Hockey Breganze 1. L'idea dentro di Antoniazzi, Agostini fa tutto lui, l'alza e schiaccia di Agostini fuori di un niente. Poi con Giulio Checchetto che resta lì a chiudere il palo può ripartire Valdagno. Antoniazzi, ancora Agostini, adesso c'è pressione 1 contro 1 da parte della formazione di casa, la riconquista, bomba Dal Santo, pallina che esce. Bisognerà giocare con la seconda. Tanto fuori Crosara, dentro Busato per il Valdagno. Dal Santo e Tagliapietra. Ancora Dal Santo, scarica per Volpe che può fintare, caricare il tiro. Posito, rientrato l'argentino, anche lui diciamo assieme a Dal Santo è un po'... grande idea qui di Dal Santo, anzi di Tagliapietra per Dal Santo che la alza ma non riesce poi a ribadirla in porta. Antonio Tagliapietra si lotta la balaustra qui. Ancora Tagliapietra, grande azione, che azione qui di Antonio, applausi per lui, da tutto il Palalido qui, bellissima azione del giovane breganzese. Busato che accelera, intanto la va a recuperare dall'altra parte, scarica dentro per Crocco,
ancora Crocco, giù per Antoniazzi dalla propria metà campo, cambia lato De Palo che deve indietreggiare. Busato lo ferma proprio, tagliapietra scatenato qui Antonio, commettendo fallo, quindi sarà ancora palla Valdagno. Antoniazzi lotta con Dal Santo, lo tiene lì sulla balaustra, sull'angolino. Antoniazzi riesce a uscire, a scaricare per De Palo, si gira bene qui Nicola De Palo, poi non è fortunato nell'ultima occasione. Posito Dal Santo, buona l'idea per Francesco Crocco che riesce a leggere l'azione, e poi attenzione, c'è il pareggio, la pareggia Valdagno sulla percussione di Crocco. Il più lesto di tutte Antoniazzi non riesce ad andare a chiuderla, andiamo a rivedere. Crocco va via centrale qui, poi la scarica sul lato tra palo e portiere, riesce a chiuderla Antoniazzi, la riapre Valdagno a 15:59. Questo per mettere un po' di pepe alla questa partita. Posito prova lui, non va dentro, Battaglina adesso anche per Breganze e Dal Santo, partita che si rianima improvvisamente. Busato, la botta di Alessio Busato che accelera e tira, la sua specialità su questo lato e anche sull'altro, ma non trova lo specchio della porta. Antoniazzi dunque secondo centro per lui in questa Coppa Italia di A2, girone B. Botta la bomba del bomba, la risposta col guantone. Palla ferma, sta arbitrando bene, bisogna dirlo, Matteo Fermi. Non ha sicuramente per ora avuto particolari difficoltà nella gestione dell'incontro, atleti che si sono finora dimostrati assolutamente. La botta di Dal Santo, palla che rimane lì, ci prova il Bata a distanza ravvicinata, esce a un palmo dal lato sinistro della porta difesa Checchetto. Guadagno che riparte con Antoniazzi, accelera Antoniazzi, retroporta, non riesce a concludere Mattia, tanto taglia pietra numero, la recupera Dal Santo con calma per Posito. Eccoli qua i due veterani, in senso buono naturalmente del termine, nel senso grandi giocatori di esperienza. Posito, cambia portiere Valdagno, esce Giulio Checchetto tra gli applausi del Palalido e fa il suo ingresso in campo con il numero 22 Simone Zordan. Si fa sentire a gran voce Dario Rigo, c'è il cambio del portiere. Ecco qua, palla dentro, Cocco cerca Busato. E adesso dopo il pareggio del Valdagno, adesso Breganze ancora all'arrembaggio. Posito, pallina che gli passa davanti, l'aspettava un metro più dietro, ancora Posito, cerca l'alza e schiaccia, non va. Dal Santo giù per Battaglin. Cioè, il fallo di squadra fischiato a Valdagno, quarto fallo per Valdagno, ne ha 5 Breganze, 13:37 alla fine. Niente di cattivo finora, un fallo tattico per cercare di evitare la ripartenza. Tagliapietra, c'è Giovanni anche dentro adesso. Giovanni Tagliapietra, anche lui azzurrino, under 17.
Eccoli qua, attenzione. Valdagno che sta provando adesso a gestire pallina, perché l'iniziativa dopo il pareggio è saldamente nelle mani della squadra di Tiella. Tanto Busato prova ad andare giù con idea per Antoniazzi, non riesce a girarsi in tre su di lui a chiudere. Allora Crocco che prova, ma giù Crocco, opposito, siamo già dall'altra parte. Scarico per Battaglin da parte di Posto. Battaglin carica, Apposito. C'è il cartellino blu a Zordan. Andiamo a rivedere. Questo intervento con la stecca, va giù Posito. Deve rientrare Giulio Checchetto. E adesso c'è l'opportunità per Breganze con Capitan Dal Santo. Rigore, cartellino blu, mi aspettavo una punizione di prima, invece battiamo un rigore. Tutto pronto, il gol di Dal Santo, il capitano la sbroglia lì, pallina nel 7, fa 2-1 Breganze. Andiamo a rivedere, perfetta esecuzione, non guarda il portiere, eccolo lì, gran gol. Dunque cambia nuovamente il risultato qui al Palalido, Breganze 2, Valdagno 1, il rigore di Dal Santo, perfetta esecuzione del capitano che non si fa pregare e sfrutta l'opportunità per la sua squadra. Intanto Antoniazzi prova ad andare lui, fa Cuposito, servito proprio da Dal Santo. Battaglin per Tagliapietra, la risposta di Checchetto a gambale basso. Antoniazzi, poi Crocco intuisce l'assist di Posito per di Alessio Busato per Cocco, lo intuisce Posito, recupera pallina, rimette in moto la formazione rossonera. Adesso manovra proprio con Battaglin, carica Battaglin, la botta non trova la porta, il 28 rossonero. Tanto Francesco Crocco che si è caricato sulle spalle la formazione, adesso gestisce dalla propria tre quarti con Dal Santo lì avanti a premere in caso di tentativi di ripartenza. Abusato, doppia giravolta spaziale qui. Attenzione intanto Antoniazzi che prova ad andare via su Battaglin. Retroporta di Antoniazzi, un po' di sgomitano un po', come si dice in termini calcistici, Posito e Busato. Intanto ripartenza proprio dell'argentino, la recupera Francesco Crocco, c'è il fallo di squadra e attenzione, c'è cartellino giallo per Francesco Crocco. È il primo che vediamo qui al Palalido, lo estrae Matteo Fermi, al giocatore numero 8 del Valdagno. Il cartellino giallo è questa nuova idea per capire bene chi ha il warning, mentre può tornare, può riaccomodarsi in panchina Simone Zordan dopo aver scontato il suo cartellino blu. Dunque warning a Francesco Crocco e time out per la formazione di Dario Rigo.
Intanto a Trissino che dilaga 5-0 sul Valdagno, Bassano e Follonica sull'1-1. Qui al Paralido di Valdagno 10:33 da giocare, Braganze 2, Valdagno 1. Al gol di Costanaro nel primo tempo il pareggio di Antoniazzi e poi il gol su rigore di Dal Santo che fissa l'attuale risultato sul 2-1 per i rossoneri di coach Tiella. Tanto Battaglin va via in velocità, va retroporta, prova l'alza e schiaccia, sarà pallina alta. Francesco Crocco che riparte ma chiudono bene lì dietro Dal Santo e Posito. Ancora Busato, retroporta, ma poi dovrà scaricare proprio su Mattia Cocco che ha davanti il capitano rossonero. Ora Busato, prova ad andare via Busato, Cocco, la botta di Cocco, la ribattuta di Tagliapietra, non riesce il tappino avvicinato a Busato. Ancora risultato che rimane sul 2-1 con Posito che in slalom qui ne fa fuori 3, si mangia mezza difesa. La finta di bomba Dal Santo, Battaglin prova al centro, trova Tagliapietra dall'altra parte, prova ad andare via Giovanni, scarica per Dal Santo, la finta di Dal Santo elegante, altra botta da gestire per Giulio Checchetto, mentre rimane in panchina Giovanni Tagliapietra. Intanto recupera pallina, palla per Battaglin, ancora esterna, Crocco per Cocco, ma Posito capisce tutto e riparte adesso. Ritmi che sono saliti in questi ultimi, quando mancano 9:00 alla fine di questo secondo tempo. Ritorna in campo Agostini, bello prima il siparietto durante l'intervallo, la steccata al Papi che portava le bibite, naturalmente in ridere sta cosa. Agostini non riesce a colpire, allora Busato sul tentativo di Antoniazzi e qui fa una gran cosa Tagliapietra. Adesso sfrutta la velocità, incrocia il passo l'argentino, siamo già dall'altra parte, capisce tutto Frank Crocco. E quando sono trascorsi una quarantina di secondi dall'ultimo tentativo da parte del Valdagno, c'è Busato adesso per vie centrali, vede un po' di spazio Busato, il gancio lì davanti sul primo palo, un errore difensivo qui da parte del Braganza e lascia un po' troppo spazio ad Alessio Busato. Andiamo a rivedere, si apre qui, non c'è il cambio, va a chiuderla sul primo palo, la finta per spostare Tagliapietra. Time out Braganze, 8:05. Alla fine avevamo detto erano un po' saliti i ritmi qui, ma sembrava che Braganza avesse tutto in controllo, poi l'ok è così. Una sbavatura, chiamiamola così, difensiva, consente a Alessio Busato di andare a rete. Quarta rete stagionale per Ale Busato. Bello il gancio lì sotto il corpo di Tagliapietra, stava andando a chiudere sulla finta dalla parte opposta. E dunque cambiato di nuovo il risultato qui dal Paralido di Valdagno. Y Sport Hockey Valdagno 2, Hockey Braganze 2. Giornata numero 9 di questa Coppa Italia di A2, girone B. Si riparte adesso con Agostini. Adesso Agostini, Costenaro, Posito e Dal Santo. Tiella schiera qui subito per Agostini, che chetto a dire di no. Schiera i suoi grossi calibri. Penso una delle migliori formazioni al momento. Dal Santo, doppio tentativo
non riesce nel secondo giro, probabilmente un colpo subito dal capitano, un tentativo di recuperare pallina. Costenaro, attenzione, suo il primo gol per l'1-0 che ha fissato il risultato nel primo tempo. Busato intanto, adesso c'è pressione a tutto campo da parte del Braganza ed è giusto che sia così. Braganza che deve assolutamente portare a casa sui 3 punti, dicevamo, per cercare di poi sperare in qualche miracolo trissinese. Posito, gran girata dell'argentino, si dice di no Checchetto. Intanto il fallo di squadra, sposta la pallina, non si può fare dopo il fischio. Mattia Cocco, Braganza che riparte, Posito che va giù. Tutto fermo, un colpo subito da Pietro Agostini, classe 2005, numero 5 della formazione di Gabriele Tiella. Tanto ancora Facu Posito, l'ho sempre chiamato Posito, sono andato a chiedergli prima dell'incontro come è corretto chiamare, come è corretto il suo cognome. Costenaro, qui non ci sono dubbi, attenzione al Coste, fa tutto lui, si libera anche per il tiro, poi tiene palla Costenaro, caparbia azione, l'assist anche per Posito, qui in un minuto fatto tutto Costenaro, carica il tiro, sfiora il palo, poi Dal Santo la mette lì. Non ci arriva Posito e allora ancora Dal Santo. Palla ferma, l'abbiamo sentito da qui, Matteo Fermi. 6 minuti alla fine di questo bell'incontro. Posito per Dal Santo, la bomba bassa lì di Dal Santo. Andiamo a rivedere questa azione, fischiato il blu a Costenaro. È stato un po', per usare un termine, gomito alto. Non so se abbiamo la possibilità di rivederlo, vediamo un po'. È difficile giudicare dalle immagini, Fermi era lì a 2 passi, quindi ci sarà punizione di prima Valdagno. 6 minuti da giocare, vediamo che soluzione sceglierà Antoniazzi, è un pessimo cliente Giuseppe Tagliapietra. Si ripropone il duello. Antoniazzi Tagliapietra, fischia Fermi, Antoniazzi la finta e la poi il gancio la fa sedere, la mette lì il gol di Antoniazzi che riapre il match, porta avanti il Valdagno 3-2. Andiamo a rivederla, la finta di Antoniazzi, poi lo sposta lì, quasi perde l'opportunità, poi riesce a metterla sotto il set dall'altra parte. E come sempre succede nell'hockey, adesso vedremo un'altra partita. Posito qui il numero. Adesso Braganza naturalmente all'assalto, alla baionetta, come direbbe qualcuno del... Qui Valdagno con Mattia Cocco, c'è il fallo di squadra ma c'è anche il vantaggio. e 15 da giocare. C'è un altro fallo di squadra fischiato a Valdagno perché ha impedito l'avversario di battere a rete. Volpe
poi Agostini. Risultato che non ti aspetti, Valdagno avanti 3-2. Volpe poi Dal Santo. Cominciano gli ultimi 5 minuti di questa Valdagno Braganze, Y Sport Hockey Club Valdagno, Hockey Braganze. La bomba di Volpe finisce alla destra della porta difesa Checchetto. Agostini non trova l'appoggio su Facuposito, adesso pressione secca, 1 contro 1, pressing totale del Braganze. Avremo 5 bei minuti da commentare. Crosara per, poi c'è Dal Santo su Antoniazzi. Time out Valdagno, intanto 4:23, 7 pari, falli di squadra. Valdagno avanti 3-2. Bassano e Follonica sull'1-1, Trissino 6, Valdagno 0. Al Paladante notte fonda per la formazione di A1, che d'altra parte affronta sul proprio terreno una delle candidate alla finale scudetto, com'è da un po' di anni a questa parte, reduce anche dalla vittoria contro il Liceo in Champions, in Eurolega, come dir si voglia. Tanto si torna in pista. Posito, Dal Santo, Agostini e Volpe. Crosara, Vallortigara, Busato e Crocco dall'altra parte. È la stessa situazione che avevamo visto in casa del Braganza, anche se il 3-2 era arrivato. Attenzione, intanto c'è cartellino giallo anche per Bomba Dal Santo, yellow card o warning che dir si voglia, comunque Fermi che va a ribadire al tavolo. Si può ricominciare a giocare con Cocco che prova a far andare Vallortigara. Adesso ripeto, ci sarà l'assalto all'arma bianca da parte del Braganze. Botta la bomba di Dal Santo, Posito la recupera, viene via Crosara. Siamo già ripartiti, fermata l'azione valdagnese, la botta di Volpe, la risposta di Giulio Checchetto, ancora tentativo di Dal Santo, non trova la porta, sorvola di poco, la traversa la porta di casa. Posito, adesso molto schiacciata la formazione valdagnese e naturalmente Braganza è nel momento di massima pressione. Attenzione, qui ancora Volpe proprio per Dal Santo, la carica Dal Santo, la risposta di Checchetto. Vallortigara, attenzione, prova sul primo palo, non va, può ripartire. Siamo già dall'altra parte, Agostini, Volpe, ancora Agostini, la mette lì Crocco, non va. Da recuperare palla, ancora 34 secondi per tentare di andare alla conclusione. Qui può colpire perché era in piedi il portiere. Attenzione, Volpe già dall'altra parte, la botta al volo, grande numero di Agostini, mani nei capelli per il numero 5. Sarà palla a 2. Andiamo a rivedere il numero di Agostini qui, che pallina al volo del numero 5. Poi non mi si venga a dire che in A2 non si vedono numeri, giochi o altro, perché commentare queste partite
premessa la difficoltà tecnico-tattica. Questo grande numero qui, Dario Rigo all'abbraccio con Stefano Dal Santo, guarda lì. Anche questo è il bello dell'hockey, gente. Tutto pronto, ripetiamo, è in trincea adesso il Breganze, fuori dalla propria trincea perché è l'assalto, guarda qua, attenzione Agostini, poi Posito, ancora Agostini, la traversa, la risposta di Checchetto, è successo di tutto in 20 secondi, incredibile qui ragazzi, adesso partita che sta diventando incredibilmente viva. 2:11 da giocare al Palalido, Valdagno avanti 3-2 all'arma bianca, baionetta innastata. Andiamo a rivedere qui questo replay. Agostini che resta in campo. Poi Volpe si prende un cartellino blu. Agostini. Quando in panchina fermi. 1:53 da giocare, Valdagno 3, Breganze 2, 7-7 la situazione dei falli. Volpe, la bomba di Dal Santo. Intervento irregolare di Giulio Checchetto che è andato al di là della linea blu, non si può fare se sei inginocchiato. Posito per Volpe, devono gestire palla 4 contro 3 Breganze che giocherà quest'ultimo minuto e 38 in inferiorità. Attenzione Volpe, scusate, Dal Santo, Volpe adesso. Poi Posito, Dal Santo al volo, Volpe, ripartenza, attenzione qui, il gol, la mette Cocco, 1:10 sul contropiede valdagnese, 1-2 De Palo, Cocco. Andiamo a rivedere, sfruttando il 4 contro 3. Eccolo qua, è da solo davanti a Tagliapietra che lì ha poche opzioni. Rientra il quarto di movimento, 1:10 da giocare, Valdagno avanti di 2. Ma naturalmente sapete com'è l'hockey, comincio a divertirmi adesso. Posito, attenzione, subito il giro di Facu e poi Dal Santo, la botta di Dal Santo. C'è stato un problema tecnico, c'è una fila di luci spente e quindi giustamente Matteo Fermi ha fermato l'incontro. ...54 secondi ancora alla fine di questa partita tra Valdagno e Breganze. Valdagno 4, Breganze 2, 7 pari la situazione dei falli. Palla Breganze, Volpe per Costenaro, tutto però in attesa che ritornino attive tutte le luci. Si può ripartire, ultimo giro di lancette come si usava dire al tempo.
Palla alta, la gestirà Valdagno. Adesso dicevamo, naturalmente c'è non pressione ma di più a tutto campo. Deve uscire nei 10 Valdagno. Eccolo qua, Francesco Crocco prova ad andare. Facuposito, palla è per Nicola De Palo, palla giù per Cocco. Cocco largo per Crocco, raddoppio su di lui, ma trova Crosara dall'altra parte. E allora c'è Mattia Cocco a gestire. E prova ad andare giù, ultimi 8 secondi per Valdagno per cercare il tiro. Ne mancano 3, ma si ferma Dal Santo. Si ferma Dal Santo e quindi finisce qua questa Y Sport Hockey Valdagno Hockey Braganze. Termina 4-2, 1-0 nel primo tempo grazie alla rete di Costenaro. Nel secondo tempo il pareggio di Antoniazzi, poi il gol di Dal Santo su rigore e poi Busato a chiudere Mattia Cocco. A 1 minuto dalla fine, la fischia ora fermi. Il saluto tra le due squadre con le riprese di Roberto Bauce, la regia di Marco Zen, il racconto di Domenico Tomba. Buona fine domenica sera dal Palalido di Valdagno, risentirci a presto in diretta qui dal Palalido.